Corinne Suter è la nuova campionessa mondiale di discesa libera. Bentornati a Casa Veneto per il nostro studio Cortina 2021. È iniziato il weekend delle discese e l'Olimpia delle Tofane ci ha raccontato la sua storia per questa edizione dei mondiali. A vincere questa mattina è Corinne Suter, svizzera, in un quasi déjà vu di quello che è stato il podio di giovedì scorso. A farle compagnia infatti c'è Lara Gut-Berami, terza questa volta a causa di un piccolo errore, anche a detta sua, poi nelle interviste post gara, che le è costato la medaglia più pesante. In mezzo alle due Kira Weidel, vera sorpresa, connazionale di quel Baumann, altra sorpresa di giovedì, che fa compagnia e spezza l'egemonia svizzera come aveva fatto Michaela Schifrin invece in occasione del Super G. Tanta carne al fuoco, andremo sui temi della gara, quarta una delusa Ester Ledecka, seconda volta ai piedi del podio, ma nella giornata di oggi sono state fatte anche le seconde prove della discesa maschile in cui le prove sono andate per i nostri colori, così un po' di patriottismo più che bene, e delle quali andremo poi a trattare nel dettaglio. Per fortuna vostra e anche mia non lo facciamo da soli, lo facciamo in compagnia di un ospite graditissimo che di sci ne capisce molto ma molto più di me, e anche dei tecnici che ci guardano con la faccia basita. Silvano Varrettoni, benvenuto nel nostro studio. Grazie dell'invito, buona serata a tutti, grazie a te, insomma parliamone. È stata una bellissima giornata oggi. Partiamo da qui, partiamo proprio dalla gara. Sembrava quasi un déjà vu, le svizzere ancora davanti, imprendibili. Ma io ho avuto l'impressione, quando è arrivata la Gisin, che è arrivata seconda, a un certo punto ho detto oggi è tripletta. Oggi è tripletta svizzera perché mancava ancora la Ragut. E ho detto, qua rischiano di Colpo grosso. sbancare tutto, e già sono abbastanza alte le medagliere. Altre medaglie oggi, era stata una gara interessantissima. Poi fortunatamente si è inserita una tedesca, come hai detto bene te, Baumann, a sorpresa ma non troppo, ma neanche Kira Weidel alla fine, lei ogni tanto, quando c'è veramente da fare la bella gara, tira fuori la zampata. È da un po' che sia Baumann sia lei girano attorno al podio, sai che può arrivare da un momento all'altro, è arrivato proprio nella giornata perfetta. Sappiamo benissimo, Mondiali Olimpiade è la gara della giornata. La gara della vita si può fare. Quindi, sai, è difficile vincere quando sei il favorito. La Ragut bravissima in Super G perché era l'unica favorita per vincere, l'ha vinto e tanto di cappello, forse ancora più difficile. Oggi ha vinto quella che nelle prove si è nascosta di più, però in tutta la stagione è sempre stata lì sul podio. Sì, certo, dietro Sofia c'era sempre comunque Infatti lei. hai detto bene, Sofia qui avrebbe per me Stravinto. stravinto perché è nettamente la discesista più forte al momento. Purtroppo al momento non c'è, purtroppo mi viene da dire due volte perché mi dispiace tantissimo, era la nostra ambassador e tutto quanto, però dispiace, ma le gare sono così. Certo. Sul podio Lara Gut di nuovo, io non ero così convinto di un'altra medaglia per lei, ma è stata bravissima, ha sbagliato sotto la curva del Delta, è arrivata molto molto larga, lì ha perso la gara perché la parte finale di Suter per me era imbattibile, nessuno poteva stargli davanti, lei doveva costruirsi un vantaggio nella parte alta, cosa che non è riuscita a fare in parte. È comunque stata brava a portarsi a casa la medaglia. Certo, approfitto della tua conoscenza di pista, delle dinamiche anche degli atleti, no? Di come ci si muove, perché hai detto una cosa molto interessante, cioè vincere da favorito non è facile, è molto complicato, e vorrei fare un passaggio su Corinne Suter, perché comunque parliamo di un argento in Super G, di un oro direi abbastanza perentorio o comunque autoritario oggi, ma nei giorni della vigilia di queste gare comunque il nome sulla bocca di tutti era più che altro quello di Lara Gut-Berami. Eppure, come dici tu, carta canta, cioè i risultati della discesa dicono che la Suter era lì. Sì, è stata lì tutta la stagione perché comunque sul podio c'è stata bene o male spesso, più che altro arrivava comunque da un altro mondiale, quello di ore, con un argento e un bronzo, quindi quando conta lei, le ultime 4 gare mondiali ha fatto 4 medaglie. Okay. Cioè, insomma, parliamone. No, io ero convintissimo della sua gran gara oggi, ero veramente convinto perché lei quando è ora tira fuori la zampata, 2 volte vincitrice della Coppa del Mondo di discesa, non è proprio l'ultima arrivata. Certo. E ho sentito infatti tanti non parlare di lei perché lei è stata brava a nascondersi nelle prove. Certo. Questa è anche una forza mentale. Ma ne approfitto perché mi incuriosisce, ovviamente solo chi ha sciato a quel livello può capire che cosa vuoi dire, no? Cosa vuol dire nascondersi? Perché immagino che un conto è nascondersi se faccio l'ultimo allenamento prima di una partita di calcio, non faccio vedere il modulo, ma qui vengono giù a 120, 130 anche nelle prove. Come fai a nasconderti?
vai al 100% in determinati tratti di pista dove tu vuoi provare. Io ho visto tanti ragazzi, soprattutto i ragazzi, perché oggi in gara non ti nascondi mai, è in prova che ti nascondi. Ho visto tanti ragazzi magari dare solo una spintina all'uscita del cancelletto, che domani non sarà così, domani sarà spinta al 100% fino alla prima porta, oppure alzarsi a 3, 4, 5 porte prima dell'arrivo, lì prendi tanta aria, magari frenare prima del traguardo. Ci sono atleti che patiscono essere primi in prova e poi doversi confermare in gara, atleti che invece non gli fa né caldo né freddo, anzi preferiscono essere davanti Perché hanno per avere carica. più pressione, esatto, per sentirsi più responsabilità. Lì dipende da come sei fatto. La shooter, io le prove non le ho viste del femminile perché ero sul maschile, però guardando un po' i parziali, lei era sempre lì sorniona, ha Sì, fatto sì, dei sì. bei tratti, oggi ha azzeccato la manche perfetta, soprattutto da metà gara in giù, dove storicamente si vince. Qui Si a fa la Cortina si differenza. vince dalla gran curva fino all'arrivo. Puoi essere velocissima in cima, ma se non sei capace di portare velocità nel tratto di Rumerlo fino all'arrivo, non ce la fai. Cosa che è successo oggi, hai detto prima, la Desca. Sì, oppure ci sono anche quelle che nelle prove, come le austriache di ieri, si devono scannare perché lì c'è una differenza. Bravo, Perché sono le lì qualifiche. sono le qualifiche Devi interne. qualificarti, esatto, come è successo oggi agli italiani, hai detto bravissima l'Italia oggi, Paris a parte, Innerhofer a parte, che si è lui alzato al penultimo intermedio, già era in posizione ma proprio molto turistica, Sì, sì. domani è gara, lui quando è gara tira fuori sempre quel qualcosa in più, Paris anche lui molto tranquillo, la sua scelta molto buona, gli altri nostri italiani erano in qualifica, quindi bisogna arrivare spianati fino Al massimo. all'arrivo. E quando hai qualifica il giorno prima della gara è difficilissimo poi il giorno dopo ripetersi. Mi viene in mente per le ragazze la Miriam Puchner che era in qualifica, ha fatto una brutta gara, Siebenhofer così Sottotono, così, sì, Tipler certo. ieri seconda, oggi sì ha fatto una buona gara, però Vista la che prova, conta oggi, certo. che conta oggi sono solo primo, secondo, terzo. Quello è il problema tra virgolette del mondiale o delle Olimpiadi, contano solo le medaglie. Allora, di Kira Weidel hai già detto qualcosina, anche nel paragone con Baumann. Vorrei fare un passaggio sulla Ledecka, un po' perché mi piace da impazzire il suo stile, un po' perché effettivamente si chiude il mondiale della velocità ed effettivamente le è sembrato proprio mancare l'acuto per salire su un podio che poteva essere teoricamente la sua portata in entrambe le gare. E questo è dell'incredibile secondo me, perché non dimentichiamoci che lei è fondamentalmente una snowboardista prestata allo sci, perché lei qui a Cortina quante volte ha vinto la gara in Faloria, quante volte ha vinto il titolo olimpico mondiale in snowboard, e vederla campionessa olimpica di Super G Tra a parentesi. sorpresa, però da lì in poi è cresciuta tantissimo. Ha vinto gare di Coppa del Mondo, ha fatto podi e su una pista come questa, con una neve molto bella, che ti aiuta perché non è così complicata, così difficile, lei poteva far bene, ha fatto benissimo per me, Sì, perché sì, il sì. quarto posto in una gara di Coppa del Mondo, Fino a metà era in ma linea. sì, ma Sì, sì. anche il quarto posto portato all'arrivo per 2 volte di fila, se lo porta a casa, se fosse una gara di Coppa del Mondo, è una gara che la soddisfa sicuramente. Il problema è che, come ti ho detto prima, Qui conta solo, è le medaglie. Peccato perché 2 volte quarta e su 2 gare che tu puoi potenzialmente salire sul podio ti girano un po'. Certo. Sinceramente, dici, Certo. una ti lo lascio, ma la seconda, e poi sempre per poco. Ma questo dimostra che lei è veramente un fenomeno. Perché trovare atleti come lei, atlete o atleti maschili e femminili come lei, che riescono ad essere così competitivi, ma a livello maggiore che possiamo avere, in 2 sport completamente diversi, perché lo snowboard è una cosa, lo sci alpino è un'altra, non è il fondo e il biathlon che magari si possono Sì, più o sì. meno assomigliare. Questi sono 2 sport completamente diversi. Completamente. Eppure lei riesce a fare la differenza anche qui, quindi tanto di cappello. Secondo me lei sarà sicuramente arrabbiata perché una medaglia magari ci poteva pensare, però poteva anche andare peggio. Certo. Poi la sua faccia di bronzo mi fa impazzire, e faccia non di bronzo ma dolcissima invece mi viene in mente la Delago. Per parlare delle italiane, l'ho vista emozionata alla fine, esserci è già un piacere. Capitolo italiane, prima delle nostre l'immarcescibile Curtoni, dietro le altre tre, come le hai viste? Allora, partendo, ho visto che l'hai citata Delago e anche Pirovano che erano Molto bene. al debutto, loro erano solo felici di scendere, che ci sta, perché il primo mondiale ci sta essere felici di partecipare. Comunque hanno fatto una buona gara, hanno fatto il massimo di quello che potevano fare al momento. Quello che mi viene da dire di tutto in generale della squadra italiana, che va molto molto forte su piste estremamente tecniche ed estremamente ghiacciate, una neve molto difficile, con una neve come quella di oggi, perché è venuto tanto freddo, neve molto aggressiva, quindi appena mettevi lo spigolo
devi essere bravo a dosarlo, non puoi essere troppo aggressivo, lì patiamo un po'. Certo. Questo anche nel maschile, escluso Paris che va bene dappertutto. Vabbè, fuori classe. Campioni Certo. qui ce ne sono pochi. Certo. Il problema è proprio questo, con una neve così fredda e così facile abbiamo patito un po', per cui secondo me nel complesso abbiamo fatto una buona gara di squadra, Curtoni molto brava, ha fatto il suo, le due giovani sicuramente si sono fatte la loro esperienza, hanno fatto comunque dei punti per la World Cup Starting List che vanno bene. Un peccato per Francesca Marsaglia, perché il risultato secondo me è un po' bugiardo, nel senso che lei ha preso tantissimo vento nella parte alta, perché è stata forse l'unica a Folata, prenderlo sì. così tanto, sì, perché arrivare al primo intermedio con un secondo di svantaggio, poi portarsi all'arrivo 1 secondo e 3, 1 secondo e 4. Vuol dire che... Guardate i sì, parziali, lei aveva una gara da primi 10 dal primo intermedio all'arrivo. Un po' di Insomma, sfiga. quella è sfiga, sì. Sì. Quella è sfiga. Non possiamo girarci Sì, intorno. No, esatto. certo. Vabbè, tanto io non ho mai nascosto la mia ignoranza, quindi quando arriva qualcuno che ne capisce faccio domande. Sempre sul tema italiane abbiamo visto Bassino e Brignone andarsi ad allenare su una neve diversa, sullo Zoncolan, quindi avendo te qua in vista del gigante, quindi faccio un piccolo excursus, no? L'ho letto e chiedo a te perché e quanto conta una neve diversa o una pista diversa per prepararsi per la gara. Più che altro la neve che cambia, perché poi il gigante del mondiale, la neve cambierà totalmente, perché verrà usata la barra iniezione, quindi la neve sarà molto più dura. Sono andati a allenarsi allo Zoncolan insieme ai maschi su una pista barrata, per cui neve diversa, pendenze diverse, la possibilità qui c'era, sicuramente abbiamo una pista bellissima a Cinque Torri dove si poteva fare allenamento su una pista durissima, perché sono stato ieri, era veramente bella, però ci sono le qualificazioni anche per il parallelo e lì stavano lavorando per preparare la pista per le qualificazioni del parallelo, quindi non era disponibile. Quindi, secondo me è anche giusto variare e andare a cercare altra neve, altre pendenze. più Anche che altro, staccare no? di testa magari, no? Secondo me è anche più che altro quello, perché sono comunque fondamentalmente sono partite male. Sì, la pressione non è poca. Quello quella che hanno giornalistica, patito dico. loro, sì, quello che hanno patito loro, secondo me è proprio un po' la pressione, un po' la neve un po' troppo facile, perché comunque Brignone e Bassino sono estremamente tecniche Assolutamente. e su una neve un po' facile, ma non dico che fanno fatica, ma le altre magari gli si avvicinano Rubano quel gap che esatto. gli manca, certo. Per cui ci stava e hanno fatto bene, hanno staccato, sono andate a allenarsi insieme agli uomini, che male non fa, perché comunque hai sempre quel gap di Sì, che vuoi fisico, colmare, esatto, esatto. e quindi ti fa salire un po' di livello e poi mentalmente hai staccato, sei andato dall'altra parte, poi sei ritornata qui, adesso si riparte con la Resetti. combinata, molto favorevole sia per Bassino che Brignone, parallelo dove abbiamo altre chance, e poi il gigante che è la gara dove Bassino e Brignone puntano di più. Certo. E se l'Olimpia ha parlato, da adesso aspettiamo di capire cosa dirà Vertigine domani. Le prime cose che ci ha raccontato Vertigine sembrano delle barzellette, perché i primi 3 sono usciti nel Super G, mi riferisco. Quindi si è anche discusso un po' della tracciatura sui Ok, giornali, gli addetti ai ok. lavori, eccetera. Quindi adesso sta per arrivare la bomba, no? Qual è la tua percezione, qual è la tua idea di questo tracciato? Cosa ti aspetti di vedere? Allora, secondo me della Vertigine si è iniziato a parlare già 2 anni fa, col campionato italiano, una neve di marzo completamente diversa, un tracciato completamente diverso, molto più lento, perché al campionato italiano sappiamo che partecipano anche ragazzini molto giovani, quindi ovviamente non sono allo stesso livello di Paris. Si era parlato di una pista molto facile, una pista da ragazzini, e l'abbiamo visto con i primi 3 in partenza, e a me questa cosa ha fatto molto piacere, perché bisogna Si fa presto prima a dire bisogna facile. testare le piste, la neve, e poi si parla. Certo. E questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere, anche perché neve completamente diversa, c'è innanzitutto da fare i complimenti all'organizzazione, agli ragazzi che sono stati in pista a lavorare, perché hanno lavorato veramente tantissimo. Per 3 notti non hanno dormito, hanno preparato una pista che io non, ti giuro, non pensavo. Quando sono andato in pista per il Super G, ero stato per la sciata in pista, era veramente molto molto soffice, così era quasi pericoloso fare la gara. Dopo 2 giorni era completamente diverso, infatti tutti si sono ricreduti. Certo. La tracciatura del Super G per me era molto divertente. Siamo sempre abituati a vedere dei Super G dove devi sempre giganti, slalom in generale, dove devi sempre spingere, e se non spingi non vai. Qui bisognava usare anche un po' di intelligenza tattica. Sotto il salto vertigine, ma già prima dovevi avere un po' più Di direzione. pensiero tattico, sì, Sì. magari rallentare un attimo per
fare più velocità nella parte successiva era interessante. Secondo me lo spettatore a casa si è divertito tantissimo a vedere una gara Quello del genere. sicuramente. Sì, Poi sì. abbiamo visto Brody Seeger col 28 arriva quarto, questo ti dimostra che la pista era perfetta, che il risultato poteva farlo chiunque. La discesa, purtroppo mi viene a dire, è stata tracciata come sempre dalla FIS, tutte le discese vengono tracciate dalla FIS, e non conoscendo il pendio, la pista, anche se comunque hanno fatto tanti sopralluoghi, ma la nostra sfortuna è stata proprio la mancate gare dello prove, scorso certo, anno, sì, chiaro. perché secondo me tante polemiche quest'anno non sarebbero esistite con le finali dello scorso anno. Tracciatura un po' troppo strozzata, tantissimo mi viene a dire quando ho fatto la ricognizione. Io sono rimasto quasi male perché ho detto qua hanno dimenticato le porte del Super G di ieri, invece in realtà erano quelle della discesa. Infatti tutti si sono lamentati, ma Certo. giustamente, ma non con la pista, con la Con la tracciatura. tracciatura. Oggi molto più dritta, secondo me si poteva Ancora. raddrizzare ancora un po', però assomiglia un po' più a una discesa. E secondo me domani ci divertiremo perché il fondo è molto buono, soprattutto dal salto vertigine, dalla partenza del Super G diciamo fino all'arrivo è molto buono il terreno, sopra la neve è ancora aggressiva, simile a quella delle donne ma non proprio così facile, e la parte finale della discesa è ancora un'altra neve, quindi bisogna essere bravi a cambiare il setup tra virgolette. La parte alta devi essere un po' più dolce, parte centrale devi dare tutto quello che c'hai perché altrimenti non stai in piedi, perché in ricognizione bisogna cercare la nevina che ti tiene in piedi, Sì. e la parte finale ancora bisogna essere di nuovo dolci, quindi bisogna essere bravissimi a non sbagliare nessuna linea, che qui abbiamo visto è fondamentale, spingere dove puoi, essere intelligente dove devi e soprattutto essere bravo a fare velocità nella parte finale. Ogni volta che parlo con qualcuno che sa sciare mi si apre un mondo, perché effettivamente la prima tracciatura poteva sembrare un po' conservativa, ma in realtà se non hai avuto modo di testare la pista con questi atleti, con questi materiali, è molto difficile dire ok, andate, cioè è diverso dal... La neve anche, perché la neve cambia tutto, perché se tu arrivi a 90 all'ora o se arrivi a 100, anche sui salti c'è una differenza Abissale. sì, di più forse, più di abissale. L'abbiamo visto 2 settimane fa a Kitzbühel, un salto che in prova era normalissimo, però gli atleti che scendono sanno che poi possono spingere molto di più, sono cambiati quei 4-5 km all'ora, è cambiato completamente il salto. Quindi bisogna essere anche molto molto bravi a capire a che velocità puoi arrivare. Qui non avendo nessun riferimento è difficilissimo, veramente difficile. Anche la FIS, visto i precedenti, visto quello che è successo a Kitzbühel, sai, sarebbe stato peggio arrivare molto veloci, si infortuna un atleta magari favorito poi per le devi fare medaglie un e poi passo- andare indietro. Certo. Per cui insomma, adesso io ho sentito delle critiche forse un po' troppo un po' esagerate da parte di tanti atleti. Era una prova, andava bene così. Ci sta, c'è anche la pressione di un mondiale, Sì, no? Poi ok. come sai quando arriva il cancelletto col bib one, poi le chiacchiere stanno a zero, cioè alla fine vogliono tutti vincere, che sia partenza alta, partenza bassa, nebbia, cioè quando parti poi vuoi solo vincere. Quello Quindi- sicuro. Quindi quello non cambierà. Ultime 2 domande, la prima su Inner. Vorrei parlare un attimo con te di Inner. Oggi non benissimo, anche se magari sei un po' nascosto come dicevi. Io l'avevo predetto in top 10, forse anche qualcosina di più in Super G perché l'avevo visto in crescita. Secondo te domani può tirare fuori la zampata delle sue? Cosa può fare? Ma secondo me si può fare una bellissima gara perché oggi si è nascosto diciamo, quando ha smesso di sciare, tra virgolette, nel senso che ha alzato il piede, era comunque lì, intorno alla top 10. Secondo me in Super G ha pagato l'infortunio che ha avuto qui al mondiale, perché si è infortunato sulla pista, sul salto vertigine. Io l'ho visto sciare con non dico timore, ma un po' di Circospezione. sì, linee abbondanti, quindi un po' così. Poi secondo me non era a posto col materiale, non riusciva a avere tanto grip, scivolava spesso, non era sicuro. Quando è così fai fatica a fidarti e andare Certo. al 100%. In discesa secondo me può fare sicuramente molto meglio. Da qui a fare medaglia non lo so, perché vedo altri favoriti, però sicuramente può fare una bella gara nei 10 sicuramente. Quindi Speriamo. speriamo. Sì. Speriamo. Dato che già mi sento in confidenza, me la sento di sputtanarti pubblicamente. Benissimo. No, perché hai confessato che oggi con una tua previsione a un tuo caro amico, presumo Sì, caro, sì, adesso forse un po' meno, caro amico. No, beh, è sempre caro perché Eh, mi riconosci la percentuale. Esatto, hai azzeccato la vincitrice di oggi. Allora,
Ultime due domande. La prima è: chi ti aspetti che sia la sorpresa di domani? Cioè quello che non è nei radar di nessuno, ma che secondo te ha una chance di podio o top 5? Perché voglio sbancare veramente, capito? Guarda, per una top 5 io ti posso, cioè uno che non ti aspetti lì davanti, che però può fare la bella gara, io ti potrei dire Matteo Marsaglia, perché oggi ha fatto una buona prova, qui le gare dei campionati italiani li ha vinti, secondo me se lui azzecca tutto può fare una bella gara, anche da top 5 sicuramente. Per quanto invece riguarda il podio, io prima della prova di oggi pensavo quali potessero essere i favoriti e avevo tre dubbi. I miei tre dubbi erano Paris, Foyt e Max Franz. Ho detto adesso aspetto le Ti piace prove, vincere aspetto le facile. prove Ok. e vediamo. Perché uno primo, secondo, Due terzo. terzo. Grazie che mi avete aiutato. No, sarà difficile, sarà bella la gara domani perché anche Crick Maier ha sciato molto bene, poi si è rialzato nel finale. Mattias Maier è andato al 50% perché l'ho visto molto sciolto. C'è anche Comunque, arriva anche da una gran stagione comunque, è molto lui però ha costante. zero medaglie ai mondiali. Sì. Ha 2 medaglie olimpiche d'oro, il Super G è discesa, però al mondiale non ha ancora raccolto una medaglia. Per cui Però su comunque gara sai quando secca, cioè- ci pensi a queste cose, poi anche se non lo vuoi, un po' ti rimangono nella mente. Si sono nascosti parecchio. Per me i favoriti per domani sono Foyt e Paris, su tutti, e poi vediamo. Allora, io andrò a cercare la prima centro scommesse appena finisce la trasmissione, poi vengo a cercarti eventualmente, ma Ma io nel ca- mi nascondo bene. va bene. Allora ne approfitto di questo tuo lancio per farti un'ultima domanda che è una curiosità, perché è veramente un piacere parlare con chi conosce l'ambiente. Hai detto, ce l'hai il tarlo nel cervello quando parlando di Maier, quando parti e magari hai fatto una gran carriera, ma sai che questa medaglia è quella che ti manca. Nel sentito di parlare mi viene in mente Lara Gut-Berami che vince l'oro in Super G e con anche un po' di spavalderia, giusta, no? Alle telecamere dice: non sentivo la pressione, non era vero che mi mancava questa. E mi sembrano due cose un po' in antitesi. Dici che nel cervello ti viene il pensiero. Quello per me è un bluff, nel senso che non aveva mai vinto un oro mondiale, ma se lo meritava. Certo. Perché è brutto quando poi smetti di dire mi manca quello, mi manca. Perché poi alla fine non è che vai a vedere quello che hai, perché quando sei così vincente vai a Quando sei vedere un sempre quello che ti campione, manca. certo, chiaro. Come Paris, a Paris manca la coppa di specialità di discesa. Sì, ha vinto quella di Super G, ma quella di discesa gli manca. Il discesista più forte, Guedo glielo dico sempre, quindi non si offenderà, che Tanto lui non è più il più forte. avrà il più forte modo di venire qui a fare esatto. contraltare. Anche perché Paris ha vinto 4 volte Kitzbühel o 5 se non mi ricordo male con un Super G. Ha vinto a Bormio è tantissimo. sindaco. Esatto, sì. Poi le Olimpiadi saranno lì. A Dome manca veramente la coppa di specialità Certo. che Guido non è mai riuscito a portarsi a casa, però veramente a Dome gli manca. Secondo me gli manca quasi più la coppa di specialità che una medaglia olimpica, che sono cose che potrebbero accadere il prossimo anno. Poi può anche smettere tranquillo. Però Certo. queste due cose ti mancano, secondo me finché non riuscirà a portarsela a casa Un tarlo po', ce l'hai. sì. Poi Lara Gut la conosciamo bene, lei è sempre stata un po' sopra le righe, ma nel senso buono, nel senso ha sempre nascosto il fatto di essere la favorita, che non sentire la pressione, però sicuramente quando tu arrivi da 4 vittorie di fila in Super G su 5, Lo sai. vai a dormire la sera e dici domani c'è il Super G mondiale, chi lo vincerà? Chi lo Abbiamo vincerà? anche- Lo vinco io. È l'imitazione perfetta. Cioè, Scusa, ti metti pressione da solo. chiaro. Poi se tu sei bravo a gestirla è un'altra cosa. E lei è stata brava in questo. No, ma è vero, e l'umanità di questi campioni è secondo me la cosa più bella. Basti vedere la stessa Schifrin che scende sia quando ha vinto in Coppa del Mondo in slalom, una vittoria che mancava, sia in questo terzo posto che arriva e si scioglie perché c'è un aspetto umano che è molto difficile comprendere la pressione che hanno dietro e quindi Poi con quello che gli è successo la scorsa stagione, insomma, sicuramente. la scomparsa di suo padre l'ha segnata tantissimo. Infatti, secondo me è cambiata molto lei, non è più così forte sotto l'aspetto mentale, nel senso tu la vedi sciare, sembra che non si diverta, come che gli manchi qualcosa. Suo padre era il suo alcol, diciamo, come se Sì, lei sì, era sì. il fuoco, lei era l'alcol che la accendeva. Queste cose sono quelle che la fanno ritornare in alto e il Super G lo poteva anche vincere senza quell'erroraccio che ha fatto nella No, parte quello è finale, vero. poteva vincerlo e sarebbe stato proprio l'apoteosi. Però partire in una disciplina dove non hai fatto neanche una gara in stagione, hai fatto 4 giorni di allenamento, ti porti a casa la medaglia, da cui in poi è tutta una discesa. Certo.
Vediamo perché c'è il parallelo, c'è lo slalom, il gigante, qualche altra medaglia può portarla a casa, e quando ti sei tolto un peso di una medaglia, perché tutti te la chiedono, Esatto, poi magari c'hai inizia un una altro mondiale, come Penturo, si è portato a casa una medaglia Penturo può dove fare- proprio non pensava, Sì, da adesso sì. in poi può prendere potenzialmente 5 se fa il team event, altrimenti 4 sono alla sua portata. Assolutamente. Noi abbiamo parlato di recente con Micaela, una storia che vi racconteremo, ed è proprio emerso questo, cioè il fatto che lei soffra a sentirsi dire "ah, sei tornata", e lei dice "no, non è che sono tornata, è che per arrivare qua a alto livello ci sono tante cose da fare ed è un continuo processo, percorso, non è che le cose vengano con la bacchetta magica". Silvano, io ti ringrazio, ti avrei tenuto qua ancora più a lungo, ma tornerai settimana prossima. Volentieri. Promettilo in Sì, Mondovisione promesso. alle migliaia di Promesso. spettatori. Promesso perché ci divertiamo. Dai. Va bene, no, infatti così possono anche ascoltare qualcosa di veramente tecnico e non le mie chiacchiere. Vabbè. E a proposito di chiacchiere, ora vi facciamo ascoltare la storia della discesa libera. Non era lo sci la passione principale di Tony. Lui in realtà voleva fare il cantante e il physique du rôle certamente non gli mancava. Aveva una fronte ampia, il sorriso in stile Hollywood, lineamenti marcati e capelli impomatati come Elvis. Ed era quello che richiedeva tassativamente la moda dell'epoca. Tony Seiler, però, non era di Memphis, ma era nato a Kitzbühel. E se vieni al mondo proprio sulle pendici della Strife, non puoi nasconderti troppo a lungo, perché sarà la neve, prima o poi, a venire a cercare te. Tony è nato a cavallo delle due grandi guerre, che hanno insanguato il vecchio continente. Seiler si sarebbe ritirato con 3 medaglie olimpiche e ben 8 medaglie mondiali in bacheca, alla veneranda età di 23 anni. Quella era un'altra epoca, certo, altra epoca e altro tipo di sci. Quando ruzzolavi a terra ti rottamavano direttamente, spesso senza neppure provare ad aggiustarti. Quelle braccia rubate all'agricoltura, però, che il padre di Tony, contadino, avrebbe voluto veder faticare nei campi, erano fatte apposta per tenere in mano i bastoncini da sci. Senza discussione. Tony Seiler aveva un rapporto speciale con le nevi di Cortina, perché fu proprio lì che appena 19enne vinse il suo primo oro in discesa libera, nell'inverno del 1954. Ma è stato 2 anni più tardi che l'amore tra l'austriaco, la specialità e la nostra montagna preferita esplose in tutto il suo romanticismo. 7ª edizione dei Giochi Olimpici Invernali, assegnati alla ridente Cortina d'Ampezzo, che aveva finalmente superato la agguerrita resistenza di Colorado Springs, Montreal e Lake Placid. Più di questo, furono vinti anche i sortilegi di una mala sorte che senza precedenti aveva costretto il conte Alberto Bonacossa, padre fondatore dello sci italiano, commissario del CONI e mamma santissima del nostro sport, ad inoltrare al CIO ben 3 candidature differenti, prima di riuscire a portarne a casa una. Al cancelletto di partenza di quell'edizione, quindi, il buon Tony Seiler da Kitzbühel si presentò per ogni singola gara che lo sci alpino avesse in programma. E le ha vinte tutte quante. Non mancarono comunque le emozioni e i rovesciamenti del destino, in pieno stile anni 50. Il giorno dello slalom speciale, la sveglia non suonò e Tony si presentò alla partenza con un tale ritardo che gli affibbiarono il pettorale numero 135. Il nostro impomatato preferito arrivò lo stesso primo e festeggiò sfoggiando il sorriso solito, quello da pubblicità delle gomme americane. E chi poteva contraddirlo? In fondo, il giorno prima, nello slalom gigante, aveva rifilato oltre 6 secondi di distacco al secondo in classifica. Un record che nessuno mai avrebbe più avvicinato e che nessuno mai più avvicinerà. Fu però la discesa libera, la gara più incerta tra tutte. Il contingente tricolore si è dovuto accontentare di 2 piazzamenti discreti e nulla più, ad opera dei fratelli di Cortina, Gino e Bruno Burrini. Ma un po' d'Italia si infilò lo stesso sotto alla tuta del vincitore. Austria e Svizzera si stavano combattendo i primi 4 posti, che avrebbero poi spartito equamente o quasi. Tony Seiler era il favorito d'obbligo dopo le mirabilie dei giorni precedenti, ma proprio in partenza ruppe una delle cinghie che tenevano lo scarpone attaccato allo sci.
Un altro austriaco, che di lavoro però faceva l'allenatore dell'Italia, gli venne in soccorso. Cinghia riparata all'ultimo secondo e giù impicchiata verso la leggenda. Distacchi ridotti, potremmo dire, o quantomeno ridotti per i suoi standard. 3 secondi allo svizzero Felley, secondo, 4 al bronzo, Molterer, ed infine 8 e 10 secondi ai burrini, rispettivamente Gino, sesto, e Bruno, ottavo. Di lì a breve, il nostro Tony si dedicò alla sua musica, con risultati discutibili ma certamente appassionati, e poi anche al cinema, mentre la discesa libera continuò ad essere la regina della neve, polo d'attrazione naturale per le personalità più colorate di tutto il circuito. Ed è così da sempre. Innanzitutto, la discesa libera è la più antica tra tutte le specialità. E fin qui è affare della logica. All'inizio infatti era la semplice, così si fa per dire semplice, discesa di una montagna. Si parte in cima e si va fino in fondo. Chi arriva per primo vince. Facile, no? Nessuna porta, nessuna traiettoria. Fate attenzione agli alberi e divertitevi. In Norvegia pare che si facessero gare così già dagli inizi dell'Ottocento, a Kristania, oggi Oslo, capitale del paese. In ogni caso, ad imporsi nella prima competizione ufficiale al mondo di discesa libera, nel 1868, fu il leggendario Sondre Norheim, che ad anni compiuti 43 riuscì a mettere a tacere i più giovani virgulti con classe sopraffina e tecnica raffinata. Sondre, artista quant'altri mai, avrebbe poi anche inventato il telemark, nominato così in onore alla sua contea d'origine, e poi avrebbe inventato anche diverse decine di attacchi e di scarponi, oltre a contribuire nell'esportare in tutto il mondo 2 delle parole nordiche di uso più comune e più amate dagli appassionati: sci e slalom. La discesa libera, dunque, roba da pionieri, ma fu comunque inserita nel programma olimpico soltanto a St. Moritz nel 1948, edizione numero 5. Quali furono gli sport delle prime 4 edizioni, vi state chiedendo? Beh, il pattinaggio, un po' di hockey o qualcosa di simile e tanto sci nordico. Nel tempo la discesa è diventata l'espressione fisica di un desiderio profondo di libertà, di follia, quasi la voglia incosciente di osare qualcosa. È come un abbraccio collettivo che ci fa trattenere il fiato in partenza ma anche al traguardo, per tacere poi di quando qualcuno malauguratamente cade. La discesa era la specialità per eccellenza ed è diventata la specialità per eccellenza dei creativi, degli spontanei, di coloro che rompono gli schemi, frantumando la barriera del suono. La discesa libera è stata la preferita di Bode Miller, per esempio. Bode, americano, cresciuto da una coppia di hippie in una casa senza corrente e né acqua corrente. È diventato refrattario alle regole, un battitore libero, girava l'Europa in camper, uno che si sbronzava con i suoi tifosi, che apprezzava un'occasionale compagnia femminile e che, soprattutto, sciava come si immagina che possano sciare gli dei greci. Follia, inventiva, incoscienza, come quando scese dalla Stelvio su uno sci solo, per la gioia dei fotografi e l'ira del suo allenatore. O come quando raccontò a un reporter che fosse solito tenere alcune medaglie vinte in carriera appoggiate in bagno, proprio sopra lo sciacquone. Così era certo che chiunque gli facesse visita le avrebbe viste almeno una volta. Questi sono matti. Se guardi in basso, su, dal cancelletto, il tracciato di una discesa, non puoi dire altro che questi sono matti. Chi si butta da qui non può essere che un matto. Matto lo era, e forse ancora lo è, Christian Ghedina, il Ghedo per tutti. Un matto che però a Cortina ha lasciato il cuore. Una medaglia che brilla senza sosta da 30 anni e più di qualche ossa rotta. Ma quelle, le ossa, oggi si riparano piuttosto in fretta. È come parlare di discesa senza citare la classe di Franz Klammer o quella di Lindsey Vonn. Vada per la Vonn, dai, ci perdoneranno gli austriaci. Una campionessa straordinaria, talmente forte in discesa che solo un terribile infortunio fu capace, nel 2014, di intromettersi tra lei e la coppa di cristallo della specialità.
E comunque lo fece dopo averne già vinte 6 di fila e prima ancora di vincerne altre 2. Lindsay, di cui vi abbiamo anche raccontato la storia, era una sciatrice completa, elegante, tutti sanno che era innamorata della Stratofana ed era capace di farti quasi dimenticare dell'esplosività delle sue gambe grazie ad una tecnica così perfetta da far sembrare che galleggiasse sulla neve. Perché la follia, che a volte è solo un altro nome che si dà al genio, si può esprimere in 1000 maniere diverse. Inventando una disciplina nuova, con una vita da divo del cinema, con l'istinto puro, ma anche con la forza delle proprie idee. Con la decisione e l'irruenza che servono per prendere le convinzioni che hai e portarle avanti quando nessun altro ha il coraggio di farlo. Anche questo è il genio. È come guardare le gare di Dominic Paris, che vedremo domenica in pista. Lui, Dom, che disegna le traiettorie sbagliate per gli altri, perché per gli altri sono troppo dure, troppo nette, impossibili da tenere, e invece per lui sono quelle perfette. O è come gustarsi una libera di Sofia Goggia, che rispetto alle altre sciatrici è diversa e si capisce già dalla prima curva. Dove la gente pennella, lei taglia. Dove la gente frena, lei accelera. Dove l'ortodossia richiama prudenza, lei invece mette lo sci sullo spigolo. Assomiglia ad un quadro di Lucio Fontana, uno strappo netto che brucia la tela bianca e che ti cattura l'occhio, anche se non sai bene capire il perché. La discesa libera, di cui le tofane sono preistoria, storia e anche futuro. È da oltre 150 anni il significato stesso della parola sci. Territorio di conquista e di scoperta. È l'espressione più spontanea di un triangolo d'amore che unisce uomo, velocità e natura dentro a un unico orizzonte. Sfida per pochi e gioia per gli occhi. Godiamocele appieno in questo weekend ad alta tensione. Casa Veneto. Abbiamo imparato a conoscere questo spazio come uno specchio di tutto quello che gravita intorno ai mondiali di Cortina 2021. Un angolo in cui andare alla scoperta della narrativa di tutte le persone, le famiglie, le idee, le istituzioni, gli atleti che gravitano intorno a un mondiale di alto livello come quello proposto quest'anno qui a Cortina. Per farlo oggi mi avvalgo anche della presenza di un collega, Alessandro Broccolo, responsabile marketing della Fondazione Cortina 2021, anche un sacco di altre cose oltre a questo, alle quali poi arriveremo nel dettaglio insieme, ma soprattutto siamo in compagnia di Alessa Balducci, presidentessa di Erba Vita, un'azienda italiana che si occupa di alimentazione, integrazione, più in generale di salute e di benessere. Approfitto della tua presenza per andare un po' a scavare dentro quella che è la storia di un'azienda e la storia di una visione. Immagino io che quando il tuo core business è la salute ed è l'integrazione, il tuo lavoro diventa quasi una visione, quasi una vocazione. Dietro ogni grande avventura commerciale c'è sempre un pioniere, c'è sempre un'idea, c'è sempre una famiglia, no? Storie di persone. Quindi mi chiedo qual è il mito fondativo dietro Erba Vita e qual è la storia. Sì, Erba Vita nasce proprio come una storia di un grande personaggio che è mio papà, che si chiamava Roberto Balducci, che ha avuto questa visione, questa grande missione di vita nel farmaceutico. Siamo partiti nel 1977 in Romagna, dopo una lunga esperienza per mio papà milanese, quindi nelle grandi aziende farmaceutiche, e siamo specialmente come gruppo Valfarma specialisti in prodotti di tardo. Poi nel 2016 un altro grande sogno, perché gli imprenditori vivono di sogni, di grandissimi sogni, più il sogno è grande e più grande sono le nostre missioni e cerchiamo di portarla avanti con grande coraggio. Mio papà ha avuto questa intuizione e quindi l'acquisizione di un'altra azienda di famiglia, mi piace proprio pensarla di famiglia perché era stata fondata da Bollini, un personaggio che da subito, da prima di tutti noi che facciamo nutraceutico, aveva capito quanto poteva essere importante l'integrazione farmaceutico-fitoterapica, quindi noi siamo veramente come Erba Vita tanto spinti verso i prodotti più naturali possibili.
E oggi unendo, appunto nel 2021, unendo la grande esperienza farmaceutica di Valfarma con l'esperienza altrettanto lunga, perché anche Erbavita ha una storia di 40 anni, quindi altrettanto lunga, insieme facciamo più di 80 anni insieme, quindi tanta storia, di tanti sogni, di grandissimi sogni. Siamo qui a Cortina a essere presenti in un mondo veramente magico e importante per noi. Abbiamo parlato di un approccio quasi pionieristico, no? Quando si lancia qualcosa di nuovo, quando si sperimenta e si cerca di creare qualcosa di diverso. Una cosa che mi incuriosisce e penso che possa incuriosire tutti è quali sono e che tipo di difficoltà si possono incontrare, no? In un percorso così lungo nel portare non solo un prodotto ma innovazione, vuol dire cambiare la cultura, la mentalità. Giusto, è proprio così. Con la nostra storia insegniamo che non possiamo fermarci, che ogni momento, veramente ogni momento storico per le nostre aziende è puntare a qualcosa di nuovo. E l'unione di queste nostre due aziende proprio porterà a questo. Ad esempio un prodotto che abbiamo portato anche qui a Cortina, come la vitamina C-Tard, unisce l'esperienza fitoterapica con quella farmaceutica, quindi proprio un passo avanti. Bisogna, come dicevo, sognare, essere oltre e inventare qualcosa di nuovo, insomma. Quindi noi adesso abbiamo unito appunto il prodotto ritardo, che è proprio la nostra tecnologia di base per il farmaceutico, al nutraceutico con la vitamina C, che poi storicamente è stato anche il primo prodotto che mio papà ha studiato, quindi per noi particolarmente importante ed emozionale. Immagino che innovare significhi anche ogni tanto inciampare, rialzarsi e ripartire. Quindi mi chiedo, a te personalmente, tanti anni di esperienza in questo settore, a livello di approccio proprio alle difficoltà, al momento complesso, cosa ti hanno insegnato? Ah, gli inciampi, come dicono gli americani, almeno una volta nella vita bisogna fallire. Ovviamente in Italia il concetto è diverso perché cerchiamo di tenerci ben saldi con le nostre aziende ed essere sempre più forti. Però gli inciampi ci sono tanti, ci sono errori, ci sono prodotti che magari non vanno, campagne che non funzionano, però siamo pronti, insomma, come l'imprenditore deve essere coraggioso, fa parte della sua storia e deve cercare di far sì che la propria azienda sia coraggiosa. Quindi cercare di spingere in tutte le persone che lavorano in azienda a sperimentare e a provare nuove idee. Noi abbiamo 2 reparti di ricerca, uno in Valfarma, uno in Erbavita, fatta proprio di persone che hanno voglia di saltare l'ostacolo, quindi di puntare a qualcosa di diverso, di nuovo, di innovativo, per esserci, perché il mercato ci chiama e noi dobbiamo rispondere yes. Ovviamente, non so se posso aggiungere, questa situazione della crisi sicuramente non ci ha aiutato, cioè nel senso che è una crisi un po' continua, perché non è che il Covid ha portato qualcosa di nuovo, già avevamo una crisi industriale e anche sociale. Ovviamente il Covid ha allungato le distanze tra tutte le persone in particolare, ma specialmente in azienda. E quindi è anche più difficile parlarsi, ma allo stesso modo con queste nuove tecnologie è anche più facile, perché certe cose si dicono, si riescono a dire, si riescono a fare, quando c'è il concetto del fare, si fanno. Torneremo sicuramente sul concetto della contemporaneità e col tuo permesso anche su magari qualche ricordo tuo personale degli inizi. Prima però vorrei fare una domanda ad Alessandro. Innanzitutto, diciamo in 2 parti. La prima è rispondere alla mia presentazione che è stata sicuramente lacunosa, cioè in che cosa il benessere e l'alimentazione entrano anche con la tua figura professionale, e poi nello specifico invece entrando in quello che è il mondo e il rapporto con Erbavita, un evento come questo grandissimo, gigante, richiede una preparazione a 360 gradi e avere un'azienda che decide di sposare non soltanto la parte, diciamo, più commerciale dell'evento, ma anche il sostegno proprio a chi lavora in fondazione, ha iniziato per voi un percorso che ha un grande valore. Sì, certamente, grazie Jacopo.
In realtà, oltre a occuparmi del mondiale di sci, io sono un health coach, nello specifico di medicina funzionale, quindi questo è un po' il mio mondo, la mia grande passione, che spero di portare anche nei grandi eventi successivi che ci saranno qui nella nostra località. Quando Alessia con il suo team ci sono venuti a trovare, per noi tutti e per me appunto nello specifico è stata una sorpresa, ma una piacevolissima sorpresa, perché per noi il benessere è tutto. In realtà il benessere è tutto per tutte le persone, ma per chi lavora in un grande evento lo è particolarmente, perché un grande evento secondo me è un luogo di emozioni molto forti, e le emozioni molto forti possono essere di due tipi: emozioni positive e emozioni negative. Siamo abituati a pensare alle emozioni negative come un qualcosa di brutto per forza, invece l'emozione negativa è anche spesso quello stimolo che ci permette di allinearci con noi stessi e con quella che poi è l'emozione positiva. Come farlo? Beh, intanto bisogna esserne consapevoli e capire questo passaggio, ma poi soprattutto bisogna stare bene con la mente e con il corpo, che significa avere energia. Avere energia e saperla sfruttare bene, ed ecco che quindi un corretto stile di vita, una corretta alimentazione associata a una corretta integrazione, che è fondamentale ed è di supporto in momenti così stressori come quelli per esempio dell'organizzazione di un mondiale, sono importanti, e sono stati insomma qualcosa che ha dato la svolta, ecco, al nostro lavoro. Al nostro lavoro in pista e in ufficio, quindi con obiettivi diversi. Vi do solo questa chicca, l'ho già raccontato in un precedente video che abbiamo fatto assieme. Il nostro cervello alla fine è piccolino, perché pesa il 2-3% del nostro corpo, ma consuma bene il 25% dell'energia totale che abbiamo. Quindi se non siamo, come dire, lucidi, soprattutto in questi momenti, anche quando facciamo comunque un lavoro molto fisico come può essere quello in pista, che però è un lavoro dove si prendono delle decisioni importantissime in pochissimo tempo, ecco che la lucidità e quindi l'energia della mente e la consapevolezza sono tutto, e in questo una giusta integrazione può fare la differenza. Alessia, io col tuo permesso vorrei fare una domanda un pochettino più personale, perché una cosa che mi affascina moltissimo sono le storie delle persone che stanno dietro queste grandi avventure commerciali, e in tempi recenti anche cinematografia, letteratura, no, cominciano a proliferare di queste grandi storie, di grandi uomini pionieri, restituendo spesso figure molto complesse, molto interessanti, dalla psicologia non semplice, no, accattivante. Mi chiedo semplicemente, che uomo era tuo padre, cosa ricordi? Ecco, Agli inizi, intendo dire. no, mi è piaciuto tanto quello che ha detto Alessandro, proprio, se posso dire una cosa, energia, proprio, era una persona molto molto energica, ma in tutto, infatti un grande amore per lo sci. Venivamo sempre a Cortina a sciare insieme, quindi i miei ricordi dell'adolescenza, quando ho imparato a sciare insieme a lui, che mi trascinava giù per discese ardite. Invece io non sono una gran sportiva, quindi un po' difficile, però sempre con questo desiderio, questa energia, questa forza di superare l'ostacolo, di mettersi sempre in competizione e di esserci. E questo me l'ha insegnato tantissimo lui, di cui sono veramente grata, perché oltre ad aver ereditato delle aziende veramente importanti, ho ereditato la bellezza, ecco quello che mi ha regalato. E venire a Cortina, tutte le volte che vengo dico: questo è il regalo più bello, perché vivere Cortina è la bellezza. Oggi essere qui ai mondiali è un'emozione enorme che porto nel cuore. Immagino che mio papà da lassù sarà veramente veramente felice. Abbiamo scritto un libro, uno scrittore di San Marino ha scritto questo libro sulla storia, la vita di mio papà, con tante avventure, perché non era una persona che si fermava, e le aziende che ha fondato e comunque costruito lo dimostra. Noi dobbiamo andare avanti con tutto questo sforzo, con la stessa energia, con i nostri prodotti, facendoci aiutare dai nostri prodotti, per andare sempre avanti ed andare oltre. Ogni volta che si apre un argomento si aprono delle scatole, mi vengono veramente mille domande, e una che trovo altrettanto affascinante è il concetto del figlio d'arte, nel senso che una volta che si prende in mano un'eredità di questo tipo
Sicuramente da un lato c'è un'ortodossia da rispettare, no? Perché quello che è stato costruito è di valore assoluto, dall'altra però c'è anche l'esigenza di andare avanti, crearsi il proprio spazio, quindi mi chiedo, esserti appropriata di questo spazio e guardare al futuro nel portarlo avanti è stato un processo semplice, difficile? È stato un processo lungo che praticamente è maturato pian piano nella mia testa, perché sinceramente lavorare con mio papà non è stato facile, perché ha poi un imprenditore degli anni 70-80, io sono arrivata in azienda a metà degli anni del 90, e una persona a cui tutti i manager dicevano sempre sì, e anch'io poi all'inizio un po' mi sono uniformata, poi a un certo punto si creano esperienze, si crea personalità, e poi purtroppo arrivavamo a qualche scontro, però sempre perché avevo una doppia figura di assistente, figlia, poi poi un grande amore per quello che faccio, e questo è cambiato. È cambiato, ed è arrivata veramente la forza di potercela fare, perché poi ovviamente negli ultimi anni mio papà era meno presente, e quindi sempre sempre più forte, e adesso siamo qui con degli ottimi manager che mi supportano, con delle grandi aziende, con delle persone che io trovo eccezionali, perché ovviamente io devo essere la forza per loro, però anche loro sono la forza per me, con un grande esempio davanti, che è appunto mio papà, che è sempre stato amatissimo in azienda, e con un futuro da costruire, perché siamo la storia che siamo, perché non possiamo essere diversi, quindi sicuramente sulle nostre spalle c'è la storia, ma la cosa più importante che mi piace guardare è il futuro, è quello che faremo, e i sogni che abbiamo, che vogliamo fare, e quindi sempre avanti. Parlando di futuro, arriviamo un po' più alla contemporaneità, ovviamente, che è l'unica strada che conosciamo per il futuro. La prima cosa è una domanda molto aperta, ma lasciando la risposta aperta sono proprio curioso di sentire cosa pensa chi viene da un mondo diverso, ma altrettanto importante. Perché lo sport? Dov'è l'incrocio valoriale con quello che fate? Lo sport è la vita, appunto io ho detto, io non sono molto sportiva, però poi a parte che ho due figli molto sportivi, e quindi alla fine sono diventata anche presidente del New Rimini Baseball, quindi cioè, per cercare di fare rivivere una società importante riminese che non aveva più storia, perché appunto mio figlio ci gioca, ma non solo, perché ho tante persone che ci lavorano e a cui credo, quindi stiamo spingendo il baseball, quindi ogni parte della mia vita la vedo tanto sportiva, e quindi la salute, il benessere, lo sport è fondamentale. Io credo proprio che quando adesso poi nel mio piccolo faccio le mie ginnastiche, faccio yoga, quindi tante cose, credo che sia veramente il corpore sano in mente sana, e questo la dice tutta, no? Quindi cerchiamo di far usare bene anche il cervello, però usando bene tutti i muscoli che abbiamo. Quindi per Erbavita essere partner di questi mondiali è importantissimo, proprio perché non siamo solo un'azienda che facciamo nutraceutica, ma facciamo proprio anche prodotti per gli sportivi. Ultime due domande, la prima è per Alessandro, arriviamo un po' alla contemporaneità, tosta, tostissima per tutti, ci ha obbligato a imparare ad avere spazi nuovi, molto spesso in quattro mura che diventano sempre più strette, benessere psicofisico passa da tante componenti, secondo te che cosa ci ha insegnato questo periodo, questo cambio di paradigma, e che cosa dobbiamo portarci anche nel futuro? Grazie per la domanda, è una domanda interessante e anche molto, molto profonda, complessa. Quello che viene in mente a me sono due parole, da una parte importanza e dall'altra tempo. Questo lungo periodo, spero che ci abbia aiutato tutti a capire che cosa è veramente importante, o meglio come gestire nell'arco della giornata i vari momenti di importanza, ecco perché il lavoro è importante, la famiglia è importante, gli amici sono importanti, il proprio benessere, quindi stare bene con se stessi, prendersi cura anche in modo semplice, come per esempio andare a fare la spesa e comprare del cibo sano e non il cibo pronto, è un'azione importante che un po' la lentezza
imposta purtroppo da questi momenti ci potrebbe aver insegnato. Di conseguenza andiamo nell'altra parola, che è il tempo, perché imparare a gestire il proprio tempo con se stessi, con gli amici, l'importanza delle relazioni, quindi essere stati chiusi in casa ci fa capire quanto conta stare con gli altri, con le persone alle quali vogliamo bene. Ecco che è un'altra opportunità, ecco, che questo momento ci può aver dato, e speriamo che, ecco, questo ritorno alla vita normale che adesso tutti ci auguriamo, comunque ci consenta di portarci dietro queste opportunità, questi insegnamenti. Vorrei chiudere con un'ultima domanda per te, Alessia, che potrebbe anche sembrare quasi uno spot, ma non è assolutamente nelle mie intenzioni, vuole anzi essere l'occasione, vuole essere l'occasione per capire com'è la visione di chi vive la frontiera, perché effettivamente l'imprenditore è un personaggio di frontiera, soprattutto in un contesto come questo dove la crisi, il Covid, tutto quello che c'è stato e che continua ad esserci a diversi livelli rende complicato per tutti lavorare, ancora di più per chi è in frontiera, perché bisogna essere creativi, guardare al futuro. Quindi mi chiedo veramente che cosa vedi nel futuro della vostra azienda. No, io ci vedo un grande futuro, ma non solo, cioè, ovviamente io lavoro nella mia azienda, quindi vedo la mia azienda, ma vedo un bel futuro un po' per tutte le persone che avranno voglia veramente di avere coraggio, di aver voglia di investire in qualcosa di nuovo, di spingersi un po' oltre. Ovviamente non saremo più come prima, questo io penso che sia un diktat. Noi saremo diversi perché usciremo da una pandemia un po' ammaccati, un po' in difficoltà, però avremo tante possibilità, perché avremo visto quello che non immaginavamo mai di poter vedere, insomma, no? Questo distanziamento, questo dover stare in casa, quindi anche le priorità saranno veramente diverse. Quindi ogni azienda, ovviamente noi siamo nell'ambito forse un po' più fortunato, tra virgolette, perché facendo benessere tutti si sono un po' spinti in questo campo, proprio perché è importantissima, la salute è fondamentale. Ma non solo, io credo che in ogni settore gli imprenditori che avranno la visione, che avranno il coraggio di spingersi oltre, avranno tantissime opportunità. Ovviamente dobbiamo avere il coraggio di aspettare un attimino, perché dovremo un po' capire quali saranno i binari in cui riusciremo ad andare, perché sarà un momento completamente diverso. Dall'anno scorso veramente è cambiato il mondo. Io mi ricordo, lo scorso febbraio sembravamo dei matti a incontrarci in maniera diversa, non ci incontravamo più dal vivo con tutti i direttori, organizziamo quasi gli ingressi, le uscite delle aziende, la paura per le persone che lavorano con noi, che è una paura che poi continua, però abbiamo cercato di superarlo in tante maniere, rinforzandoci, e quindi questo ci deve dare ancora sempre più consapevolezza che possiamo affrontare tutto, e quindi avanti. Grazie mille. Come sempre lo storytelling aziendale ci apre finestre su mondi che magari non abbiamo sempre l'occasione di toccare con mano e di conoscere da vicino, e danno tantissime idee nuove, tantissimi spunti che tutti possono riportare nella propria quotidianità. Quindi ringrazio Alessandro Broccolo per la tua presenza, e soprattutto ringrazio Alessia Balducci, presidentessa di Erbavita. Ma grazie a voi, veramente, è un grande piacere essere qui con voi. E buoni mondiali, è quello che ancora c'è da essere. Grazie, soprattutto a voi, buoni mondiali. Agenda piena in questo sabato, abbiamo rivissuto le emozioni della discesa grazie alla presenza di Silvano Varrettoni, vi abbiamo raccontato la storia della discesa e poi abbiamo fatto un tuffo nella salute e nel benessere in compagnia di Erbavita. Le sorprese non sono finite, perché per parlare di montagna e di benessere, che sembrano cose che vanno assolutamente a braccetto, abbiamo un ultimo ospite in questa giornata che è Paolo Tassi, per tutti Paolino. Così mi è stato detto, quindi se ti devi arrabbiare ti dirò con chi arrabbiarti dopo. No, funziona così da quando ero bambino, guarda, non so perché. Perfetto. Bolognese di nascita, cortinese di adozione, guida, alpinista, più che altro un amante della montagna. Benvenuto.
Grazie Jacopo. Allora Paolo, io ho una valanga di domande, anche perché abbiamo scoperto prima di avere... No, una valanga no, non va bene. Fanne tante parto non va bene, malissimo. parti male. Anche perché abbiamo avuto modo di confrontarci un po' e quindi mi stanno venendo un sacco di cose da chiederti. Facciamo tanto storytelling, parliamo di tante cose della montagna da un punto di vista narrativo e mi viene sempre da dire che la montagna è un animale vivo, che respira, che veramente ha una volontà propria. E ora ho la persona giusta per chiedere se è davvero così. La montagna non è un animale, fa parte del nostro essere ed è una cosa all'esterno del nostro corpo, è all'esterno di qualsiasi corpo vivente, ma è viva. È un'entità gigantesca, la montagna cambia, respira, non la definirei animale semplicemente perché non si sposta. Solo per quello, hai capito? Però effettivamente le condizioni cambiano tutti i giorni, abbiamo visto che adesso per i mondiali, no? Un giorno era bello, un giorno Certo. brutto, i ragazzi che devono pulire le piste perché sennò non riescono, gli sciatori non hanno un tracciato all'altezza. Ed è vivissima ed è bellissima e mi stupisco ancora dopo tanti anni che vivo a Cortina d'Ampezzo e che frequento la montagna, mi siedo su un posto, anche oggi era un posto meraviglioso e mi guardo intorno come dire mamma mia che bello, è la prima volta che lo vedo. Caspita, ricordiamo tu organizzi gite, viaggi, escursioni, immagino di diversi livelli e mi chiedo come ti approcci a un'avventura nuova, cioè si studia, ci si prepara, si sperimenta? Sì, io faccio la guida alpina con le guide alpine di Cortina, il gruppo storico e noi facciamo, il nostro lavoro è un'avventura continua e costante ed è sempre nuova, essendo la montagna tutte le volte diversa, non è mai la stessa cosa tutti i giorni. Come ci si prepara? Si studia prima e soprattutto si guarda, perché lo sguardo e il tatto è il nostro tatto, hai capito, sulla montagna. E quindi capisci se la montagna è ospitale, se ti fa entrare oppure no. Ci sono delle volte che ti dici no, oppure delle volte che non mi sento io in sintonia con e non sono sicuro abbastanza per varie ragioni e quindi preferisco fare un passo indietro e tornare indietro. Quindi è una sensibilità che devi sviluppare fondamentalmente, Certo, un dialogo con la montagna. Certo, sicuramente quando ero più giovane ero più forte come alpinista, però come guida un po' più spericolato. Adesso sono un alpinista mediocre, ma sicuramente migliore come guida. E sono stato di recente a Bologna, mi chiedo come fa un bambino nato a Bologna a innamorarsi in questa maniera? Qual è stato il tuo percorso per arrivare a dire la montagna è casa mia? Beh, innanzitutto sei stato a Bologna? La Hai mia visto? ragazza è lì, quindi... Hai visto com'è? È tutto piatto. Piattissimo. E Bicicletta... questa cosa qua, sì, bicicletta avanti e indietro, però insomma è diverso, insomma. E poi alla fin dei conti io mi ricordo che fin da bambino le emozioni, le giornate felici, le cose che mi piacevano veramente capitavano sempre in montagna e quindi quando a un certo punto ho dovuto decidere non tanto cosa fare, ma dove vivere, sono venuto a vivere in montagna. E un punto di contatto tra gli atleti che raccontiamo e quello che fai tu è il concetto di perfezione, perché ogni tanto raccontiamo dell'atleta che cerca la perfezione che sa di non poter raggiungere solo perché continuando a cercarla ha uno stimolo costante. Tu sei alla ricerca di qualcosa di perfetto? Beh, sì, per scherzo è nata un pochettino questa ricerca del cristallo perfetto. E in realtà il cristallo perfetto ognuno pensa che sia, tanti pensano che sia la neve migliore, quella più fresca, polverosa, però in realtà è molto di più, perché per avere una sciata col cristallo perfetto ci vuole un bel posto, e già la montagna lo è, una bella neve o anche una neve bianca, perché la neve è sempre bianca, e anche un gruppo di amici o di persone con le quali è piacevole condividere una cosa e quindi questa ricetta, questo mix di cose fa sì che il cristallo sia perfetto, non è soltanto la neve, non è soltanto l'amicizia, non è soltanto il bel pendio, è un mix. Un misto di cose. Certo. E nel sentirti parlare sono sicuro che avrai una valanga di nuovo, sono sicuro che avrai un sacco di storie incredibili, di aneddoti e prendendo la tua ultima risposta si parte dagli amici, da chi è con te quando ti crei queste storie. E quindi ognuno può contattarti e venire a crearsi la sua storia. C'è una storia in particolare che ti è di un'escursione, di un viaggio che ti è rimasta più delle altre impresse? Ci sono tantissime, ho visitato quasi 30 paesi, 30 nazioni diverse. Sono una valanga? No, sono tanti. Perché non dici una frana? Che peggio ancora. Che peggio ancora. No, ne ho visitati tantissimi.
io in genere vado in giro per il mondo con dei clienti per sciare. E però una volta feci un viaggio in una terra remota che è la Patagonia, e non facemmo neanche una curva, feci un viaggio senza curve e venimmo presi da una bufera incredibile. Siamo rimasti 3 giorni bloccati in tenda sotto un vento, ma una cosa che proprio io me la ricordo come essere spazzati da una muraglia che ci travolgeva. Era semplicemente aria forte, e quello mi è rimasto molto impresso, sì. Ho avuto anche paura. Sì, sarebbe stata la mia ultima domanda, ma ora che sento la Sì. tua risposta me ne viene un'altra. Paura è un termine che mi affascina molto, perché è un termine forte, ma penso che sia una cosa non da evitare, ma da capire e affrontare quando vivi la montagna, no? Beh, ci vuole rispetto. Allora, quando manchi di rispetto a qualcuno o a qualcosa, come la montagna, puoi trarti in inganno. E questa cosa qua non va bene, soprattutto col mestiere che faccio, perché la guida alpina deve offrire sicurezza, certezza ed essere fermo nelle decisioni del momento, no? E se tu hai paura non riesci a trasmettere questa cosa qua. È quello che ti dicevo prima: se uno ha paura o non si sente sicuro, non si sente in sintonia, è bene che torni indietro. Perché andare avanti con paura, no? Certo. Eh, Storie fantastiche, magari tornerai a trovarci. Io invito tutti quanti a cercarti per venire a farsi le loro storie, le loro esperienze e i loro ricordi. Grazie mille di essere stato con noi. Grazie Jacopo. E noi concludiamo questa lunga giornata di streaming con un'ultima storia. Domani è il giorno della discesa maschile. Abbiamo tutti un favorito del cuore, che è un favorito anche dei bookmakers, che è il nostro Dominic Paris. Nell'avvicinamento a questi mondiali noi gli abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa di lui. Lui ha voluto andare oltre e ha scritto per noi una lettera a se stesso da bambino. Una lettera che adesso è diventata una storia che vi proponiamo per concludere questa nostra giornata insieme. A domani. Ciao Dominic, come stai? Lo so, mi dirai che stai bene. Tu fai sempre così, anche quando hai qualche problema o dei pensieri. Alla fine però, sai, è la cosa giusta da dire. Perché finché avrai un paio di sci sotto ai piedi, tutto sarà perfetto anche quando non lo è. E sono certo che in questo momento tu stia sciando da qualche parte, perso nella valle. Dominic, lo so che sei innamorato pazzo della neve, ma credimi, lei farà per te molto più di quello che tu farai per lei. Tu la ami, ma lei ti ama di più. Ti saprà guidare, ti salverà nei momenti bui e ti terrà con i piedi per terra, che è una cosa buona, anche se a te fare i salti piace da morire. Dominic, i salti sugli sci sono il nostro primo ricordo in assoluto e ti prometto che lo saranno anche quando diventerai grande. Ti piace la velocità, lo so, è così da sempre. Giù, sulla pista, nei boschi e poi ancora sulla pista, il più veloce possibile. Siamo sempre stati così. Ti prendi già ogni angolo di roccia e cerchi già di capire quale sia la linea giusta, quella che ti farà scoprire i segreti nascosti della montagna. Non li scoprirai tutti, te lo dico. Ti puoi già mettere il cuore in pace, perché la neve è viva, è come un animale, cambia spesso di umore e di pellicci. E tu, Dominic, passerai tutta la vita a parlare con lei. Non ti fidare però della sua parola, non prendere sempre per vere le cose che ti racconta. Perché la neve non si deve ascoltare, si deve sentire. Poi certo, con il tempo fidati, diventerai bravo, molto bravo. Sarà l'esperienza a farti fare passi da gigante. Prima di tutto imparerai a sbagliare. Inizierai a studiare i minimi dettagli tecnici, a gestire la tattica e tutto questo finirà nel tuo bagaglio personale. Ricordati che la velocità è uno sballo, ma ti servirà sempre essere al meglio per competere. Devi stare bene, punto, senza asterischi, bene. Potrai anche allenare i muscoli fino a farli scoppiare, ma è la testa la parte del corpo più forte di uno sciatore. Imparalo adesso e non dimenticarlo più. Quando arrivi al cancelletto dovrai sempre essere bello chiaro nei pensieri. Nessuna stanchezza addosso, nessuna ombra, nessuna nuvola in testa. Fidati delle tue sensazioni, perché nello sci ognuno dice la sua e tutti credono di avere la ricetta perfetta per andare veloci, anche quella per te. Ma se ascolti il parere di tutti, finisce che ti dimentichi del tuo e poi fai confusione.
Rispetta sempre la pista, ovviamente. Cerca di capire se qualcosa cambia. Però alla fine fidati di te stesso e delle tue idee. Poi, ti dico, non saranno solo rose e fiori. Dovrai anche imparare la pazienza, perché quello dello sciatore, il lavoro che vuoi fare tu da grande, è un mestiere rischioso. E come in tutti i lavori del mondo, non sempre le cose vanno come avevi pensato che avrebbero dovuto andare. Tu ricordati di non avere mai fretta e di rispettare il tempo della natura. Ti succederà di cadere, spesso anche. Succederà di metterci un po' più del solito a rialzarsi qualche volta. Vedrai gli altri in pista, mentre tu invece dovrai passare il tempo in palestra. Non ti arrabbiare mai. Prendi fiato e resta calmo. Lavora duro e cerca di tenere bene in mente il desiderio che senti bruciare quando sei costretto a guardare gli altri dalla televisione. È quel bruciore lì che ti renderà uno sciatore migliore. Per restare in alto il più possibile ti servirà trovare equilibrio. Ma non è un equilibrio qualunque che va bene per tutti, è il tuo equilibrio. E nel tuo equilibrio ci saranno tante cose diverse, tutte importanti, ognuna a modo proprio. Prima fra tutte metti in cima la famiglia. Non avere paura di fare figli, vedrai che sarai un buon papà, fidati. Saranno una motivazione grande per te, che ti farà andare ancora più veloce, perché anche solo un secondo in meno vuol dire un secondo in meno prima di tornare da loro. Tornare. Sì, donne, tornare, perché la vita dello sciatore, sappilo, è una vita spesa in viaggio. Su e giù dalle montagne, su e giù dagli aerei, su e giù dalle scale degli alberghi. Tu cerca di restare curioso. Vedrai tante cose strane, vedrai tante cose nuove e ti serviranno per capire la bellezza di quello che hai a casa. Viaggiare, in fondo, è il modo più veloce per diventare grandi. Crescendo i tuoi viaggi preferiti secondo me saranno quelli in Sud America, perché lì vedrai un mondo ancora antico, dove c'è spazio per l'improvvisazione e per il genio. Ci tornerai sempre volentieri. E poi, Dominic, c'è la musica. Non ti scordare della musica. Quando arriverai alle scuole medie, gli amici ti metteranno in mano una chitarra e tu farai di tutto per imparare a suonarla come un divo del rock. Spoiler alert, non ci riuscirai. E allora deciderai di fare il cantante. Ti diranno che il cantante è quello che piace di più alle ragazze, ma non avevano fatto i conti col tuo modo di cantare, sempre a squarciagola. Rock duro e puro, ti piacerà quello. Tu goditelo, perché quello sfogo diventerà importantissimo per te, più di quanto tu possa credere. So che è strano da dire, ma quando salirai sul palco avrai più farfalle nello stomaco di quante ne avrai mai al cancelletto di una gara importante. Perché l'emozione di un pubblico, per quanto piccolo, messo lì a pochissimi passi da te che canti, è una scarica di adrenalina. Domme, non diventerai una rockstar con la chitarra, ma lo diventerai sugli sci. E la musica giocherà comunque il suo ruolo nel viaggio che hai davanti. Ma se c'è una cosa tra quelle che io so oggi e che tu ancora non puoi sapere, una cosa importante che davvero ti voglio dire è: aggrappati allo sci. Tienilo stretto, portalo persino a letto se vuoi. Il sogno di diventare uno sciatore vero, forte, grande, è quello che ti darà uno scopo nella tua vita. Perché una vita senza scopo è una vita in cui è più facile perdere la strada. Donne, tutti fanno degli errori, tutti combinano i loro casini, prima o poi. Succederà anche a te, ma tu non perdere mai la bussola. Tu aggrappati allo sci con tutte le tue forze, perché in fondo alla discesa troverai un futuro magnifico, una bellissima famiglia e una seggiovia, sempre pronta a riportarti in cima ogni volta che ne avrai voglia. Cosa devo dirti, Dominic? Vorrei chiederti come stai, ma la risposta già lo so, starai bene. Ti aspetto qui nel mondo dei grandi. Dominic.